Sì? Ok Nino? Bene, aspetto. Eccoci arriva all'ora del nostro ponaro con Nino, a Bosco e anche a Alvaro. Come che dice nel dialetto delle vostre parti, parole in italiano di cultura e anche di arte. E come che si dice anche nel vostro italiano, parole in lingua veneta dal suono un poco strano. Ladies and gentlemen, Miss Boscola. Tu mia boscolare, vernacolando, mi insegno veneto, si però giocando, se proprio non vediamo dal mio modo di parlare, poter andare tutti da che voi devo tramare. Benvenuti a questa nuova puntata di Vernacolando TV, il nuovo supplemento di Vernacolando, la trasmissione di Radio Padova dedicata alla lingua veneta. Ma non perdiamo tempo, passiamo subito la parola, o meglio, le parole, alla Boscola. Vai Boscola! Intanto vedago le parole di Ancuo che tanto io a passo il mondo del tempo prima che si questa laurea quello che ha. Fammi vedere qua. Le parole di Ancuo inizia dalla parola calamari. Cosa esisti calamari? Occhio che è praticamente una parola da dialetto, quindi non ti ha da pensare automaticamente al pesce. No, niente pesse. Ma basta! Questa parola è la parola radunare. Ti ha da dirmi nel tuo dialetto. Boh, va via che ho da chiarmi anche i miei dei lauri. Ecco. E Mrs. X per questa puntata è... Senti, allora, cominciamo a tradurre quello che di cui non sei sicura, che è la parola veneta, da quanto ho capito, no, Elisa? Esatto, calamaro. Boh. Ma Io l'ho sempre sentito al plurale, i calamari. i calamari, che cosa sono? Nel senso che hai le occhiaie sotto gli occhi scure e te hai i calamari. Esatto. Certo, da non confondersi con il famoso gruppo che negli anni 60 ebbe grande successo. L'ora dell'amore. I calamari, esatto, mamma mia. te la ricordi? L'ora dell'amore. Non erano i calamari. Come si chiamava i calamari? I calamari. I calamari, l'ora dell'amore. Anche io per lei, tutte queste cose. Nel campo delle fragole. Senti, ma detto Però. questo, No, lei, tu hai mai avuto però- questi calamari? Questa Vabbè. mattina com'è? Sì, Qualche volta per sarà questo li capitato. conosco. Ah, quando- per questo quando perché ti arrivano? qualcuno così alla mattina ti ha detto: ma cara Elisa, È l'unica che si è permessa mia mamma. che qualità di Dei calamari. calamari, che te che? Cosa che ti ho fatto stanotte? Ah no, niente. magari lavoravo Contami. Niente. Vabbè, i calamari secondo Elisa di Noventa. Invece ecco come lei ci traduce la parola, il verbo italiano radunare. Sentiamo. Sì. Rancurare. Rancurare, Rancurare? bellissimo. Ma certo. Rancurare. Sì. Brava. Molto bene. Ok, Boscola, le soluzioni adesso. Mie soluzioni asendoni se buoni da niente. Come? Neanche un fiamma, proprio niente. Occhio qua, calamari. Prima parola. Agera praticamente da dialetto fine l'italiano. Se stu cosa casi i calamari. No, Sentiamo. Le occhiaie, sì. certo. Quelle che ha sempre i nani sotto gli occhi perché di notte fa mondo di robe Dai. e dopo diventa cieco. Ma dai. L'altra parola c'è la parola radunare, che ha in italiano e ti ha da dire nel tuo dialetto. Sì. E anche questa è un fiamma ambigua. vediamo. Ingrumare. Dai. Bene, per la rubrica Il personaggio veneto famoso, passiamo ora la parola al mio esimio collega, il professore Elkaneja. Professore, prego, a lei la parola. Cari vernacoliere e vernacolieri, benvenuti a questo appuntamento con il personaggio veneto famoso. Oggi parliamo di Daniele Manin, nato a Venezia il 13 maggio 1804. Imprigionato nelle carceri austriache,
per la sua attività patriottica, fu liberato a furor di popolo il 17 marzo 1848 assieme all'altro patriota Niccolò Tommaseo. Alla successiva proclamazione della Repubblica di San Marco ne fu eletto presidente. E durante l'assedio della città nel 1848 e 49 diede prova di intelligenza, coraggio e fermezza. Contribuì a fondare la Società Nazionale Italiana. Costretto all'esilio dal ritorno degli austriaci, visse poi a Parigi dando lezioni di lingua italiana e conservando l'amore per la patria Venezia. Morirà il 22 settembre 1857 a Parigi. Per oggi è tutto, un saluto dal professore Elkanese. Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Zessara,